Nonostante il lungo periodo di commissariamento e il poco tempo disponibile, l'amministrazione comunale di Agrigento, che è in carica dallo scorso mese di giugno, è riuscita comunque a programmare in occasione delle imminenti festività natalizie diverse iniziative. Niente di speciale, che sia chiaro, anche perché le esiguità di cassa che hanno molti enti locali non permettono più gli sfarzi e i lussi del passato. Nonostante i pochi soldi disponibili, comunque l'amministrazione Firetto non si è fatta trovare impreparata. Da qualche giorno le principali strade cittadine si sono illuminate a festa e in piazza Marconi è stato collocato il maestoso albero di abete giunto da Cammarata, che è stato donato gratuitamente dalla Forestale. L'albero, alto circa 16 metri, rispetta in toto l'iconografia classica, va a sopperire quindi le polemiche sull'utilizzo dei poco estetici totem in ferro che erano stati collocati durante le festività degli anni passati. Tra qualche giorno l'albero, attualmente spoglio, sarà impreziosito da luci e addobbi, e anche se questo non contribuirà sostanzialmente a rendere migliore il Natale degli agrigentini in difficoltà, sarà comunque un toccasana al decoro di una città a forte vocazione turistica.